Serie B-Win. Tutti i colori della passione. All'Armando Picchi per la 40esima di Serie B-Win, derby toscano tra Livorno e Sassuolo. Attilio Perotti debutta al posto dell'esonerato Madonna sulla panchina Amaranto e cerca di interrompere la serie di 5 sconfitte consecutive. Reduce da 3 vittorie invece il Sassuolo di Pea, che vuole confermarsi in piena corsa promozione. Arbitra Candussio di Cervignano del Friuli. E subito in attacco il Sassuolo, angolo di Sansone, colpo di testa di Consolini e palla che va a terminare a lato, non di molto, da buona posizione. Subito protagonista la formazione ospite, rivediamo il corner battuto da Sansone, il colpo di testa del liberissimo Consolini che non inquadra lo specchio della porta. Ancora Sassuolo, pallone per Boaci, al limite il tiro, fuori misura sul servizio di Sansone per il giocatore del Sassuolo. Palla a lato, si vede il Livorno, azione personale di Dionisi, punta tutti, va al tiro, sul primo palo si salva di piede Pomini mettendo in angolo. Dionisi si dispera, ottima la sua azione personale, salta un avversario, entra in area, poi prova il sinistro di piede, Pomini salva in corner. Sulla fronte opposta è Sansone che lascia partire questo tiro, si salva in qualche modo Bardi mettendo in calcio d'angolo sulla conclusione di Sansone che rivediamo nella replay. La palla ribalza davanti al portiere toscano. Sul fronte opposto proteste in area trattenuta tra Terranova e Paolino, ma l'arbitro fischia il fallo di mano dell'attaccante della formazione Amarante. Proteste da parte dei giocatori del Livorno. Si riprende quindi con il calcio di punizione e finisce qui il primo tempo. Nella ripresa subito un cambio nelle file del Sassuolo. Troianello al posto di uno spento Boaci nella formazione di Pea per cercare di vivacizzare l'attacco della formazione ospite. Calcio di punizione battuto, girata al volo di Missiroli, salva Bardi mettendo in corner sulla punizione battuta da Magnanelli che rivediamo. Girata al volo di Missiroli, sicuramente l'azione più pericolosa del match. Al 19esimo ancora punizione di Magnanelli, stacca Longhi di testa e palla che Bardi salva mettendo nuovamente in angolo. Ancora protagonista il giovane portiere in confronto tra Inter e Livorno. Ancora Bardi in volo, mette in angolo. E poi il giocatore del Livorno che si infortuna, salviato con giocatore che è costretto ad uscire dal campo in barella. Al suo posto entra Meola. Nel frattempo ci prova da fuori il Livorno alle riprese del gioco con il gran destro del capitano toscano Luci, di poco a lato, non trova lo specchio della porta del Sassuolo. Sassuolo ancora in avanti, il lancio per Troianiello che si scontra sull'uscita di Bardi. Si fa male il portiere che poi si rialza e c'è la munizione per Troianiello. In questa occasione che trova il portiere avversario sul fronte opposto Paolino che mette in mezzo il controllo di Sirigardi, il tiro e palla tolta da sotto la traversa da parte del portiere Pomini. Sul tiro di Sirigardi, pericolosissimo, rivediamo il cross di Paolino, il controllo e poi il sinistro di Sirigardi, l'ottima parata di Pomini. Ancora il Sassuolo in avanti, al volo, questa volta ci prova Troianello, palla che non termina nello specchio della porta, questa volta del Livorno. Sulla conclusione di Troianello, sul fronte opposto, ancora una sponda di Paolino e poi il controllo di Sirigardi, parte il tiro, alto sopra la traversa della porta del Sassuolo. Con questa azione allo scadere finisce così la gara con il Livorno che interrompe la serie negativa, rimane però quintultimo in zona play-out, continua a lottare per la zona di vertice il Sassuolo.